Benvenute a tutte e a tutti. Sono Ignazio De Francesco, monaco della piccola famiglia dell'Annunziata, la comunità, che ha sede, il luogo da cui vi parlo, a Montesole. E vorrei iniziare appunto, questo incontro, proprio con un ricordo del luogo da cui parlo, che è l'epicentro della strage, cosiddetta strage di Marzabotto, la più grande strage di civili, credo, della seconda guerra mondiale, e noi siamo ritornati a metà degli anni '80 con Don Giuseppe Dossetti, che è il fondatore della nostra comunità, proprio per essere una presenza di preghiera, di intercessione e anche di accoglienza e di incontro su questi monti, per testimoniare che la violenza non ha la meglio, che, la persona umana è fatta per l'incontro e non per lo scontro. E quindi voglio situare, quest'ultimo incontro dedicato all'etica islamica proprio in questo quadro, nel significato, come mai parliamo di questo da Montesole. E per dire anche che nel rapporto, con i musulmani, con le persone aderenti, all'Islam, il quadro deve essere quello dell'incontro, della comprensione, della convivenza, che non vuol togliere nulla alle nostre differenze, anche al diritto, per chi crede ovviamente nel cristianesimo, di poter annunciare la propria fede, potere anche criticare la religione dell'altro, quindi non un atteggiamento, diciamo così, falsamente buonista, ma anche un atteggiamento di dialogo, dialettico, ma con l'idea che alla fine l'incontro, il dialogo, la convivenza pacifica sia sempre la via, migliore per tutti e per tutto. E in questo quadro si inseriscono queste piccole relazioni, questa è la quarta, che, sono dedicate a conoscere meglio il galateo e l'impianto etico, dell'Islam. Abbiamo iniziato parlando dei fondamenti teologici dell'etica, della personalità del musulmano, del carattere olistico dell'etica, abbiamo visto l'etica dei rapporti verticali, rapporto con Dio, con gli angeli, con il profeta, con i profeti, con i libri sacri. Poi siamo venuti a parlare dell'etica, orizzontale, toccando i rapporti di vicinato, la rete più allargata dei rapporti, di amicizia che possono coinvolgere anche non musulmani. Abbiamo fatto focus sulla famiglia, sulla rete dei rapporti familiari e siamo, arrivati, e questo, da qui riprendiamo, a parlare di quel campo molto, particolare, molto intimo della vita della persona, della persona umana, che è l'ambito sessuale, l'esercizio della sessualità. E abbiamo detto su questo, che, appunto l'Islam, colloca la sessualità strettamente all'interno, del rapporto coniugale. Non c'è sessualità lecita, né prima né dopo il matrimonio, al di fuori appunto dal legame matrimoniale. Abbiamo visto che, secondo l'Islam è un diritto, è anche un dovere, quindi un diritto condiviso dai 2 coniugi, forse con un'accentuazione maggiore, questa almeno è la mia impressione nella lettura dei testi, sui diritti sessuali dello sposo. Comunque un diritto, condiviso, che si può esercitare quanto alle forme del piacere sessuale, senza limiti che non siano i 2 fondamentali che abbiam detto: la proibizione della sodomia e i rapporti, sessuali durante il ciclo mestruale, della donna. Proseguiamo, dunque in questo, discorso, toccando alcuni altri punti. E quello innanzitutto della pianificazione delle nascite. È possibile, farlo? Sì. L'Islam, dice che è possibile. Ci può essere, un accordo tra i coniugi per impedire il concepimento o ritardarlo, ehm, per motivi di salute, per motivi personali, per motivi economici. Deve essere un accordo comune, non preso da una sola parte unilateralmente, ehm
Questo perché il concepimento è un diritto di ognuno dei due e non può essere negato dall'altro. Il periodo di non concepimento deve essere limitato. Allora, non si può sopprimere del tutto la capacità di generare, questo è l'impianto islamico. Il mio maestro di Sharia, ad Amman, mi faceva questo esempio. Una coppia di ventenni si sposa. Dopo 10 anni hanno 10 figli, all'incirca hanno generato un figlio all'anno. Allora questa coppia islamicamente non può dire: "Beh basta, abbiamo avuto 10 figli, adesso aspettiamo i nipoti". Questo è haram, quindi non si può fare per esempio la sterilizzazione, sia dell'uomo che della donna, è proibita. Per una coppia di ventenni si sposa, mi diceva il mio insegnante di Sharia, e dopo il primo figlio dice: "Aspettiamo ora 5 anni per avere il secondo". Questo è permesso. Questo è permesso, nel senso che è una programmazione, delle nascite è legalmente per dare il termine tecnico, mubah, cioè permessa. Anticamente, si usava il coito interrotto, al-'asal in arabo. Ci sono diversi hadith al riguardo, quando dissero che la gente a Muhammad che la gente praticava questa cosa, al-'asal, Muhammad tacque, dicono i hadith, e questo vale perché anche i suoi silenzi hanno un significato giuridico o morale, vale con un consenso tacito. Quindi per estensione poi dal coito interrotto, la pillola, il condom, la spirale. Anticamente ancora si usava fare allattare a lungo la donna perché in questo tempo, nel tempo dell'allattamento, era meno fertile. E i giuristi oggi equiparano i mezzi moderni che sono stati introdotti dalla scienza medica al-'asl, al coito interrotto. Mentre la sterilizzazione, che in arabo si chiama ta'qim, è invece proibita, ed è equiparata nelle donne al wa'd, al seppellimento vivo delle bambine. Quindi la sterilizzazione non può essere, da un punto di vista giuridico e anche etico, realizzata, è proibita nell'Islam. Ovviamente tutto questo, quello che abbiamo detto la volta scorsa, stiamo dicendo adesso, appunto, come ho detto e ribadisco, vale nel rapporto tra i coniugi. E quindi questo pone dei problemi nuovi, queste lezioni, queste piccole conferenze vogliono anche essere un invito a riflettere nelle trasformazioni sociali e antropologiche che toccano anche l'Islam. Nel senso che l'esercizio della sessualità all'interno del matrimonio funziona perfettamente quando il matrimonio è l'esito praticamente dell'emergere dell'impulso sessuale. Nell'Islam si dice separati i sessi, anche in casa, ecco, avviene un'età in cui bambini e bambine non devono dormire nello stesso letto, possibilmente non nella stessa stanza, poi la separazione dei sessi, ragazzi da una parte, ragazzi dall'altra. L'ideale islamico è che il più possibile i sessi vivano separati, quindi questo è anche tra l'altro un problema perché non si cresce anche intellettualmente, spiritualmente, non si cresce se non insieme. Ma questa è la linea islamica della separazione dei sessi. Quando dicono gli sheikh, una battuta, non andare a stuzzicare il can che dorme, cioè un bambino, un ragazzino che ancora non è emerso in lui l'impulso sessuale, non starlo a mettere con delle ragazzine che glielo eccita questa cosa. No, lasciamo che la natura faccia il suo corso, però nel momento in cui l'impulso sessuale, la crescita, la maturazione sessuale si presenta, il più presto facciamo sposare le persone, in modo che incanaliamo
questo impulso sessuale che, come vi ho detto la volta scorsa, non ha nessuna relazione con il peccato, mancando l'idea di peccato originale, quindi è buono, che proviene da Dio, ma lo incanaliamo in ciò che per Dio è lecito, quindi il matrimonio. Il problema è che oggi l'età del matrimonio si sta innalzando molto, non solo per i non musulmani, ma anche per i musulmani. Le ragazze studiano, le ragazze vanno all'università, i ragazzi anche loro studiano, progrediscono magari nel lavoro, e quindi quanti ragazzi che io conosco, voi in Siria, voi in Palestina, voi in Israele ovviamente, voi in Egitto, nei paesi dove sono stati, in Giordania, che sono ancora sui 30 anni e non hanno ancora pensato a formarsi una famiglia, e questo vale anche per le ragazze. Allora, ehm, come come si può gestire l'impulso sessuale in questo modo? Con un innalzamento così forte dell'età del matrimonio anche in ambito islamico, questo è un dibattito che sta percorrendo il mondo islamico con varie soluzioni, per esempio Zawaj e-Sadaqa, un matrimonio in cui non si dà la coabitazione tra i 2 coniugi. Per esempio sono 2 ragazzi, il ragazzo e la ragazza, tutte e 2 sono studenti universitari, per esempio a Riyadh, pertanto per dire un nome di una città, piuttosto che a Rabat in Marocco, così, quindi non hanno la possibilità economica, sono ancora sulle spalle dei loro genitori, non possono avere un domicilio comune che è richiesto nell'Islam, la coabitazione, continuano a abitare presso i loro genitori, hanno concluso il matrimonio, si trovano durante la settimana in alcuni momenti e convivono insieme, hanno una stanza per loro, vuoi da genitori dell'uno, vuoi da genitori dell'altro, per esercitare il loro diritto alla sessualità, però formalmente continuano a vivere ancora separati, con l'impegno, quando saranno laureati, quando avranno trovato il lavoro, di metter su casa insieme. Questa è uno delle soluzioni che sono percorse attualmente dall'Islam, ovviamente con dibattiti anche molto forti. Ci sono degli ulama, dei fuqaha, che dicono che questo assolutamente non si può fare, questa è una cosa che distrugge il matrimonio islamico, ci vuole la coabitazione, non facciamo storie, no, questa cosa nel passato non si dava, si metteva su una tenda, si andava a abitare insieme, ecco, in un angolo di tetto. Altri che dicono: attenzione, dobbiamo trovare delle soluzioni, perché altrimenti il rischio qual è? Il rischio è che i ragazzi abbiano dei rapporti sessuali in segreto, che sono interdetti dall'Islam, con una finestra che poi si apre, l'accenno solo in questo quadro, e la grande proliferazione di laboratori in Medio Oriente, di studi medici privati, dove si fa la ricostruzione dell'imene. Perché poi a un certo punto la donna arriva al matrimonio, una delle cose che fa, ecco, tante ragazze prima di arrivare al giorno del matrimonio si fa questa operazione di chirurgia estetica, che tra l'altro, a quello che sento dire, è anche pericolosa per la salute della donna, ma molto, molto diffusa, e persino in Occidente. Ecco, ho letto dei rapporti in cui dicono che magari ragazze che vengono a studiare dal Marocco, che vengono a studiare in Gran Bretagna, per esempio, a un certo punto rientrano e cercano nel paese in cui hanno studiato, in Gran Bretagna, in Francia, in altri, un ambulatorio dove si faccia questa operazione, ovviamente creando dei problemi etici ai medici che la devono fare, perché tanto quelli non musulmani, ma anche i musulmani, quali dicono: ma noi copriamo quello che è un atto illecito nell'Islam. Quindi tutto un dibattito interno all'Islam, dove c'è chi dice assolutamente proibito, e invece ci sono alcune aperture in cui dicono: ma no, è una cosa che si può fare, perché il principio dell'Islam è sempre quello di la tutela della
della privacy, quindi non esporre una ragazza, per esempio, allo sdegno, ecco, di sapere che lei ha avuto rapporti prematrimoniali. Ma questo è solo per darvi aprirvi uno squarcio sui problemi che si agitano oggi nell'Islam. Ovviamente non entro nel giudizio che ciascuno di noi, di voi, può dare su queste cose, ma penso che sia interessante per voi comunque esserne informati. Allora, in questo quadro noi di gestione delle nuove problematiche di gestione dell'impulso sessuale, in presenza di un innalzamento dell'età matrimoniale anche per i musulmani e di proibizioni di esercizio della sessualità fuori dal matrimonio, si inserisce anche la questione dell'autoerotismo. È consentita, l'Islam consente la masturbazione o la proibisce? Allora vi leggo a questo proposito una risposta sul quella che viene chiamata appunto la masturbazione, che in arabo l'istimna, cioè produrre la fuoriuscita del seme, o anche un altro modo per definirla in arabo al-'ada as-sirriya, cioè la pratica segreta. C'è stata una fatwa emessa dal Consiglio europeo della fatwa della ricerca, che è un organismo fondato a Londra nel 1997 su iniziativa della Federazione delle Organizzazioni Islamiche in Europa, per offrire orientamenti intorno a questioni importanti di etica e giurisprudenza islamica. Allora, la fatwa, la risposta alla richiesta di un musulmano che chiedeva di sapere qual è la posizione dell'Islam nei confronti della masturbazione, questa è la risposta. Circa la valutazione della masturbazione c'è differenza di idee tra i giusrispediti. Per alcuni è assolutamente proibita, per altri riprovata, ma senza peccato per chi dovesse compierla. Per altri è consentita nel caso in particolare che si tema di cadere in un rapporto sessuale illecito. C'è anzi chi ne fa un dovere in via preventiva rispetto al rapporto sessuale illecito, sulla base del principio di repulsione di un danno più grave mediante un danno minore. Quindi vedete, c'è un ventaglio di opinioni, qualcuno dice no, tutto quello che è la fuoriuscita del seme, qualcosa che simula il rapporto sessuale è proibito se non ciò che si fa con la legittima moglie. Altri tengono posizione più diciamo così, più soft, più di apertura, fino a chi ne fa addirittura un dovere, cioè si dice al ragazzo, perché qua è soprattutto il problema di uomini, mi sembra, piuttosto che masturbazione femminile, almeno nei testi che io ho visto, è soprattutto una questione che riguarda gli uomini. Se il rischio è quello di avere un rapporto illecito, di avere una fidanzata, ecco, senza che sia la tua vera fidanzata, ecco, rapporto sessuale extramatrimoniale, allora non solo te la consento, ma te ne faccio anche un dovere, sulla base del principio che un danno più grave può essere respinto mediante un danno minore. L'esercizio della sessualità all'interno del matrimonio è un diritto, come abbiamo detto, che è paritario per l'uomo e per la donna. E tuttavia da parte
da parte femminile soprattutto di donne musulmane che nello stesso tempo prendono a cuore e si battono per i diritti della donna, c'è una denuncia di una disparità nei fatti, cioè pari in via di principio, pari in via di diritto, ma nei fatti dispari. E allora vi voglio leggere questo tratto di un testo di Shirin Daquri, La donna araba tra presenza e assenza, l'harem del XXI secolo, edito da Marietti, Genova, Milano 2008. Tra l'altro è un'autrice che io conosco benissimo, con cui ho avuto rapporto, sono in rapporto e in qualche modo ho seguito la realizzazione di questo libro. Allora scrive un paragrafo estremamente secco, quasi violento, insomma molto almeno possiamo dire molto esplicito sulla condizione di disparità di minorità della donna rispetto al piacere sessuale. Dice così la Shirin: il rapporto della donna con la propria sessualità si esprime secondo due modelli, entrambi estranei alla sua vera natura. È tanto attiva, vista nell'immaginario maschile come un essere dalla sessualità debordante, che di conseguenza bisogna non solo sorvegliare ma isolare dal mondo esterno, quanto passiva, estranea alla vita sessuale e ai suoi piaceri. Nei due casi non è altro che un oggetto al servizio del piacere dell'uomo. È evidente che la maggioranza delle donne arabe, così come si sono disimpegnate da qualunque ruolo attivo nella società, si sono disimpegnate anche da qualunque ruolo attivo sul piano sessuale. È paragrafo, affermazioni molto forti, anche molto dure, anche molto, insomma, tristi, spiacevoli. Questa è la situazione descritta, almeno è una testimonianza. Poi ci potrà essere una musulmana che ci ascolta e dice no, non è vero questa cosa, ma Shirin Daquri, siriana di origine, oggi turca, dopo avere lasciato il suo paese, si trova a Istanbul, ha conseguito la cittadinanza turca, è una donna che ha studiato, che ha scritto, che ha una donna, tra l'altro, devo anche dire, per evitare equivoci, una donna musulmana che porta il suo velo, che è madre di figlie, una donna che crede nell'Islam, che lo difende, quindi non è che ha voltato le spalle all'Islam e allora fa l'attacco. Quindi è una donna musulmana, credente, osservante, che parla però dall'interno dell'Islam e dice che, come avete sentito, la donna è stata portata a essere un oggetto essenzialmente di piacere maschile e come le donne si sono disimpegnate da qualunque ruolo attivo nella società, si sono disimpegnate anche da qualunque ruolo attivo sul piano sessuale. Quindi una delle problematiche che oggi sono aperti in campo di etica islamica, nel campo specificamente dell'etica sessuale, è quella dei rapporti di genere. Vi voglio leggere ancora un commento, un paragrafo da un libro molto importante di Kecia Ali, anche lei musulmana, insegnante a Oxford e in altri istituti universitari di alto livello, che ha scritto Sexual Ethics in Islam, Feminist Reflection on Quran, Hadith and Jurisprudence, uscito da Oxford nel 2006. Lei conclude così la sua disamina, il suo testo sui problemi della vita sessuale della donna musulmana. Dice: il problema, come io ora lo vedo, è questo: consenso e mutualità significativi, entrambi cruciali per una giusta etica dell'intimità sessuale, sono strutturalmente impossibili nei limiti della sessualità legittima, qual è definita dagli studiosi musulmani classici, le cui opinioni, attinte e costruite su Corano e Sunna, permeano tutti i discorsi islamici. È possibile ripensare l'etica sessuale islamica per accogliere questi valori e per all'interno dei testi musulmani, sia rivelati che interpretativi. Tuttavia, un'etica ugualitaria non può essere costruita attraverso il pastiche,
una metodologia di raccolta e scelta che combini in modo conveniente elementi isolati si rivelerà insufficiente per risolvere il problema centrale in gioco. Ecco, un'altra opinione è che, nel senso un po' delle cose che dice la Shirin, la parità di genere a livello di etica sessuale è una cosa molto complessa nell'Islam, nel senso che abbiamo delle aperture dei testi, ma tuttavia l'insegnamento corrente va nel senso piuttosto di una disparità. Faccio un salto rapidamente a un altro tema, due altri temi che riguardano sempre l'ambito della sessualità, dell'etica sessuale, l'omosessualità. L'omosessualità nell'Islam, come è vista, ecco, il rapporto tra uomini e uomini, tra donne e donne. E abbiamo delle cronache, chiamiamole cronache dell'orrore, nell'anno 2015 da Siria e Iraq, che includono anche scene di uomini scagliati dalla cima di edifici e finiti dalla folla a colpi di pietra. Stando alle informazioni diffuse dai mass media internazionali, se fate una ricerca su questo lo potete trovare anche voi, chi lo vuole vedere, le vittime sono omosessuali condannati dai tribunali del sedicente Stato islamico, ISIS o Daesh, per il loro orientamento sessuale. Allora, l'omosessualità nell'Islam è proibita. È considerata anzi un peccato particolarmente grave, uno dei peccati considerati reati capitali nell'Islam. E questo non è detto solo da Daesh o diciamo dai radicali islamici anche più aggressivi, anche più violenti, ma lo troviamo per esempio in un manuale di giurisprudenza utilizzato in tutte le università del mondo islamico, come quello di Wahba Az-Zuhaili, che parlando del reato di fornicazione adulterio, parla del giudizio coranico dato sui sodomiti, ricorda Lot quando disse al suo popolo: vi darete a questa turpitudine che mai nessuno ha commesso prima di voi. Voi vi accostate agli uomini anziché alle donne in preda alla vostra passione. Siete un popolo di trasgressori. Questo è Corano, la Sura 780. Subito dopo viene menzionata nel manuale di Wahba Az-Zuhaili la sentenza del profeta dell'Islam: uccidete chi trovate a compiere gli atti della gente di Lot, tanto il soggetto attivo nel rapporto quanto quello passivo. L'atto omosessuale tra donne, che in arabo si chiama sihak, e da questo grande giurista morto recentemente, Wahba Az-Zuhaili, parificato a quello maschile. Sulla base del hadith, se un uomo va da un uomo, entrambi sono fornicatori adulteri. Se una donna va da una donna, entrambi sono fornicatrici adultere. Allora il presupposto teologico della condanna della omosessualità è quello che è quello dell'antropologia teologica, cioè Dio ha creato l'uomo maschio e femmina e quindi l'orientamento eterosessuale è nel piano della creazione, della distinzione tra uomo e donna come dato originario che non si può alterare. Questa è secondo Corano 30:30, la natura pura secondo la quale Dio ha creato gli esseri umani. Quindi qualsiasi operazione che alteri questo piano creaturale, secondo la fede depositata nel Corano, è una illecita intromissione nel piano creativo di Dio e quindi va punito nel modo più severo. L'Islam tuttavia trova non abbiamo molto tempo per soffermarci su questo tema, ma possiamo dire che l'Islam in qualche modo trova la quadra nel principio che ho già detto e ribadito tante volte, il principio della privacy, e cioè di non indagare
indagare e quindi di consentire, di lasciare che, ci siano omosessuali, sia uomini che donne, fino al momento in cui, per dirla in termini moderni, non si fa coming out, cioè non si esplicita il proprio orientamento omosessuale all'esterno. La comunità si accontenta che la faccia della comunità sia quella richiesta dai principi della religione. Vedete, per darvi un'idea, ecco, di quello che è la posizione islamica, sulla, omosessualità, vi leggo, traducendola dall'inglese, un passaggio della dichiarazione della Lega delle Donne Musulmane, che è un'organizzazione fondata nel 92 a Los Angeles per promuovere i valori dell'Islam e contestualmente lo status delle donne. Allora, dice così questo testo: a partire dalla comprensione del Corano e degli Hadith, secondo i musulmani i rapporti sessuali sono limitati al matrimonio tra moglie e marito. Gli esseri umani sono capaci di molteplici forme di espressione, orientamento e identificazione sessuale. Quindi c'è una capacità plurima negli uomini e negli donne. La potenzialità di un comportamento come quello omosessuale non significa che la sua pratica sia lecita agli occhi di Dio. È pertanto richiesto alle persone di controllarsi e di non agire secondo i propri desideri, se tale azione è contraria alle linee guida dell'Islam. L'omosessualità, come altre forme di relazioni sessuali al di fuori del matrimonio eterosessuale, è quindi vietata. In qualsiasi discussione sugli atti proibiti segue la domanda su cosa succeda se si verificano comunque. Il Corano e gli Hadith sono espliciti riguardo alla severa punizione da parte dello Stato se una persona è condannata per un simile crimine. Tuttavia, affinché avvenga la condanna, le persone devono confessare o essere accusate da almeno 4 testimoni oculari dell'atto commesso. La probabilità che questi criteri vengano soddisfatti è ovviamente piccola, il che significa che la maggior parte delle coppie che commettono atti illeciti non saranno punite dallo Stato. Affronteranno quindi le conseguenze del loro comportamento in questa vita e saranno responsabili nei confronti di Dio nel giorno del giudizio. Quale giudizio emetterà alla fine è noto solo a Lui. Allora vorrei che aveste questo testo sotto gli occhi per leggerlo con attenzione, ma se volete lo potete ritrovare facilmente sul web, lo trovate su questo sito mvlusa.org, Muslim Women's League, an Islamic Perspective on Sexuality. E allora cosa dicono le musulmane della Lega di Los Angeles? Dicono la sessualità essenzialmente è eterosessuale, quindi l'omosessualità è proibita. Tuttavia, l'orientamento in sé non è imputabile. E le persone sono, e questo si trova in tanti altri testi giuridici, abbiamo detto che la ghariza, cioè l'istinto sessuale in sé è posto da Dio nella persona, quindi non si può accusare quello che è l'orientamento, quello che la persona sente. La persona però deve in questa vita accettare di mettersi sotto la norma che Dio dà, quindi non è accusabile l'istinto omosessuale in sé. Quanto alla sua pratica, la pratica segreta non può essere esposta in pubblico. La pratica segreta rimane segreta. Uno deve sapere che ne risponderà di fronte a Dio, però dicono alla fine di questa dichiarazione quale giudizio Dio emetterà alla fine è noto solo a Lui. Cioè l'atto che rimane segreto, e questo riguarda per tutto, non solo l'omosessualità, anche il rapporto eterosessuale fuori dal matrimonio, quello che rimane dietro il velo di Dio, Dio solo lo giudica. E vi posso dire con sorpresa, io ho scoperto in un grande imam come l'imam Ash-Shafi'i, a proposito della fornicazione, quindi un ragazzo e una ragazza che facevano l'amore, oppure che sposati o non sposati,
che di per sé è uno dei reati capitali dell'Islam. Quindi se ci sono i 4 testimoni, li accusano, vanno davanti al giudice, vengono fustigati se sono celibi, non coniugati, oppure lapidati entrambi se sono coniugati, ma nello stesso tempo Wahba Zuhaili dice: ma se i 4 testimoni tra loro si mettono d'accordo e dicono non andiamo a dire questa cosa, teniamola dietro il velo di Dio, dice il grande giurista Ash-Shafi, fondatore di una delle 4 scuole del diritto musulmano, questa scelta è migliore, è preferibile. Cioè è preferibile che la pace sociale sia custodita piuttosto che turbata dalla denuncia di un reato che riguarda l'ambito sessuale. In questo senso parlano anche le donne della Lega di Los Angeles. È proibito, il rapporto lecito nell'Islam è solo quello eterosessuale, quello omosessuale che rimane al coperto, che rimane segreto, senza coming out, non può essere esposto al giudizio. E poi ancora il giudizio che ne darà Dio, ecco, alla fine lo sa solo lui. Nessun uomo sulla terra, nessuna persona sulla terra può emettere il giudizio su questa relazione. Lascio a voi, lascio a chi mi sta ascoltando in questo momento di trarre le proprie conseguenze, le proprie valutazioni, consigliando anche di andare a vedersi questo testo e anche altre cose che potrà trovare facilmente sul web, digitando omosessualità nell'Islam, homosexuality in Islam e via dicendo. Il tempo ci consente solo di toccare un ultimo argomento molto sentito nell'etica sessuale, nel dibattito sull'etica sessuale islamica, che è quello della transessualità. Perché qua abbiamo un problema molto, molto più avanzato. Abbiamo detto che l'Islam cosa dice? Guarda, l'omosessualità io te la proibisco, non ti accuso per il tuo istinto, basta che non lo pratichi, però anche ti dico che se pratica l'omosessualità in segreto, fin tanto che non è esposta e non è portata davanti a un giudice, nessuno ti dirà niente, e che di questo te la vedi con Dio. Quello che lui farà condannando o perdonando sono cose insindacabili, spetta a Dio. Ma questo non si può fare con la transessualità, perché la transessualità significa una trasformazione del corpo. Uno dà una forma, diciamo così, maschile, la porta a femminile o da femminile a maschile. Allora qual è la posizione dell'Islam a questo riguardo? Noi possiamo dire che per quanto riguarda l'Islam sunnita, la posizione prevalente, come io ho trovato, poi mi espongo anche alle critiche, andate a controllare, quindi qualcuno possa dire che invece è tutto ingabbiato, ma allo stato degli studi che io ho fatto, la posizione prevalente è di negare questo diritto al cambiamento di sesso, con una limitazione di quello che si chiama al-hunuzza, cioè l'ermafroditismo, no? Quindi uno nasce con un organo sessuale incerto, una forma sessuale incerta, allora si dice si può intervenire chirurgicamente per orientare, ecco, questo corpo in quello che è la forma più vicina al piano creaturale di Dio. Il problema non è l'ermafroditismo diciamo fisico, fisiologico, ma quello psicologico, quella che in arabo si chiama al-hunuzza an-nafsiyya, cioè il sentirsi. Io ho un corpo da uomo che si presenta come una forma da uomo, però io sento, l'interpretazione di me è quello, io mi sento donna, e quindi io chiedo pratico la chirurgia
i metodi moderni della medicina, prendo gli ormoni, insomma ho fatto tutto quello che fanno per adeguare la forma del mio corpo, dei miei organi sessuali a quello che io sento di me stesso. Allora l'orientamento dell'Islam prevalente, dell'Islam sunnita, è quello che avevo già ricordato a proposito delle mutilazioni sessuali femminili, Sura 4, Nisa, il versetto 119, dove Satana incita gli uomini a cambiare la creazione di Dio. E quindi si vede dietro il cambiamento di sesso proprio una pratica satanica, è Satana che spinge a questa pratica. Ecco, rispetto a questa a questo orientamento che è prevalente nell'Islam sunnita, c'è stato un'apertura molto importante da quello che era in Egitto, da parte di quello che era Muhammad Said at-Tantawi, che è stato il mufti generale nell'Egitto. E cioè nel caso di quella che si chiama Muhammad Abdallah Selli, un ragazzo iscritto all'Università di Medicina, all'Università dell'Azhar, alla facoltà di Medicina, che ha sentito fortemente l'impulso a essere donna e ha preso alla fine il nome di Selli, ha fatto il cambiamento di Selli in Selli. Su questa cosa, che è stata una cosa che ha diviso fortemente ovviamente la società egiziana, è arrivata la fatwa del mufti generale dell'Egitto, Said Tantawi, il quale diceva sì, nel caso di Selli è possibile, perché esaminato il suo caso, il suo sentire esprime un sesso nascosto, che è il sesso femminile. Allora non è alterato il piano creaturale, non è alterato il piano creaturale, ma anzi l'operazione chirurgica consente di fare emergere il sesso femminile creato in lui da Dio, ma che è rimasto come sepolto nel suo corpo. E quello che si vede, gli organi genitali maschili, sono una deformazione, sono una deformità, sono una malattia, in sostanza, che si cura con l'operazione chirurgica. Vorrei, ehm, vorrei leggervi la sua fatwa. Ecco, così dice: è possibile fare un'operazione di trasformazione dell'uomo in donna e della donna in uomo quando l'opinione di un medico affidabile concluda a favore dell'esistenza di cause innate nel corpo stesso, con segni di una natura femminile sepolta o di una natura maschile oscurata. L'operazione è dunque ordinata allo svelamento degli organi sepolti o oscurati, che sono risanati da un'infermità fisica che non può venire meno se non per mezzo della chirurgia. Ecco quindi una apertura che rimane per ora piuttosto isolata, invece nell'Islam sciita è molto ampia, risale a pronunciamenti ancora dell'imam al-Khomeini, quindi già da molti anni, da decenni si praticano le operazioni di cambiamento di sesso in Iran, mentre nel mondo sunnita, ecco, sono aperture ancora isolate. Ma questo era per darvi ancora uno squarcio al termine di questo percorso sulla etica islamica, su alcuni temi che sono particolarmente dibattuti. Mi fermo qui. In questo incontro non abbiamo purtroppo possibilità, per motivi di tempo, di occuparci anche ancora di etica medica, di trattare questo tema, ma chissà se nella speranza di un successivo incontro lo faremo senz'altro. Grazie di avermi seguito, a tutte e a tutte le persone in ascolto, il mio saluto da Montesole e buon proseguimento.